Da Izibue a Voivoda, direi che l'Udinese ha fatto un gran colpo, sia un upgrade, possiamo definirlo, per quanto riguarda il secondo spot di esterno sulla fascia destra, che in realtà poi Voivoda lo conosciamo meglio come giocatore nella seconda parte del video, è un giocatore molto più completo, ma sia a livello proprio di giocatore di nome, perché Voivoda è uno dei giocatori, io lo definisco uno di quei giocatori che tutte le squadre di Serie A vorrebbero. Perché? Perché è uno che conosce bene il campionato, sa giocare in più ruoli, sa cosa serve e soprattutto è uno che oggettivamente ha rapporto qualità-prezzo, cioè prezzo che devi investire per un giocatore del genere, qualità che ti porta in campo, è super vantaggioso. L'Udinese secondo me ha fatto questo, è per ora il colpo dell'estate. Aspettiamo gli altri, ma Voivoda che è in arrivo, Udine è veramente un grande acquisto. C'è un grande acquisto, viene anche da una grande stagione, quella col Como, conclusosi con un piazzamento in Champions, quindi stare dentro che quel sistema lì, con quel tipo di giocatori, col calcio di Fabregas, sicuro lo ha migliorato. Ed è migliorato sicuramente il blocco esterno di destra, perché Zanoli più Voivoda è un'altra cosa rispetto a quando avevi Zibue e Rui Modesto. Quindi Udinese che va a rinforzare uno dei reparti che era sempre stato un po' un nervo scoperto, quello della corsia di destra, andando a prendere un giocatore che è stata un'occasione di mercato colta perfettamente. Sì, andiamo ad analizzare un po' i dettagli di questa occasione di mercato, perché ovviamente è stato un po' un saper sfruttare il momento giusto, perché ovviamente Fabregas aveva fatto capire al giocatore all'inizio giugno che non sarebbe rientrato nei piani del Como formato Champions, quindi è chiaro che ha cominciato a guardarsi attorno, perché se è vero che da una parte era stimolato dall'idea di giocare in Champions League, dall'altra parte ha detto sì, però alla mia età voglio giocare, non voglio stare in banchina a guardare i miei compagni, e quindi la gente ha cominciato un po' a proporlo alle altre squadre. Sappiamo c'era il Venezia, c'era il Cagliari e c'era anche l'Udinese, che è stata brava a trovare prima un accordo con il giocatore, contratto di 2 anni fino al 2028 con opzione di prolungamento per un altro anno al 2029 a poco più di 1 milione di euro netto a stagione. Guarda caso l'ingaggio che aveva liberato Izibue, e quindi comunque rientra sempre anche nella filosofia societaria, no? Permettimi la battuta, poco meno che a Zaniolo. Tra l'altro vedete qui il video su quello che sta succedendo a Zaniolo, e poi dopo è stata brava a trovare l'accordo col Como. Prima un tentativo di un'offerta veloce attorno al milione di euro, che però ovviamente il Como l'ha ritenuta troppo bassa, per poi passare a 1,3 milioni più o meno, siamo attorno ai 300.000, 500.000 euro di bonus. Adesso stanno limando quei dettagli lì, quindi comunque un pacchetto tra ingaggio e costo del cartolino relativamente basso per un giocatore che sì, noi l'abbiamo messo nella casella lasciata vuota dei Zibue, ma può fare, perché è ambidestro, può fare l'esterno a sinistra, e soprattutto quando giocava ancora al Torino, nelle situazioni di emergenza, giocava addirittura come braccetto. E quindi è un esterno ambidestro, che sa giocare dentro il campo, che sa dare la spinta che un esterno ci vuole, sa difendere. Io penso che sia forse uno dei giocatori più da Udinese che l'Udinese poteva comprare, cioè quello che un po' tutti lo piazzi dovunque, ti dà un grande apporto in campo, un gran contributo e lo spaghi relativamente poco. Sì, tenendo anche presente il fatto che comunque quando Runes, no, ha sempre modificato un po' i suoi assetti, modificando anche gli uomini in campo, e magari quando hai l'occasione di volere un Udinese più offensiva, puoi inserire Zanoli, che è già un esterno, permettimi, d'attacco, no? Sì, Nel senso assolutamente. che predilige molto più correre in avanti che correre in indietro. Magari invece quando ti devi coprire un po' di più puoi anche inserire Voivoda, o come hai detto tu, perché no, Zanoli e Voivoda a sinistra. O anche un 4-4-2, visto che ogni tanto l'abbiamo vista, anche no? un 4-4-2, quindi ci sono varie soluzioni per un giocatore, come hai detto tu, che fa della duttilità la sua arma migliore, e io credo, ecco, che sia veramente un colpo interessante per quello che è il livello poi dell'Udinese. Secondo me adesso, rispetto a Zibue, che tra l'altro l'Udinese aveva provato a rinnovare, Sì. lui con una prima offerta che il giocatore non aveva accettato, cifre più basse di quanto percepito negli anni precedenti, io credo sia una miglioria, almeno da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Diamo 2 aneddoti sul perché è stata fatta questa operazione. In primis perché sappiamo, tu sei ancora calciatore, non è mai facile per un giocatore come Zanoli rientrare da un infortunio, no? L'infortunio del crociato forse è uno dei peggiori che possa capitare a un calciatore. Anche lui stesso ha detto non sono ancora pronto al 100%. Sicuramente manca anche me giocare, però io apro con cautela perché comunque è stato un infortunio grave, quindi
voglio rispettare i tempi soprattutto, quindi direi circa 2 mesetti e penso di tornare in campo. Quindi comunque se dobbiamo fare una tabella di marcia per provare a dare una data per il suo rientro, penso sarà dopo la prima pausa nazionale di settembre, che sarà la prima vera pausa grossa di stop, quindi ovviamente ci vorrà ancora un po' prima di vederle, quindi l'Udinese non sa, prima non l'avrà subito, poi non sa che Zanoli tornerà, meglio avere, Poi- passami il termine, un usato sicuro come Voivoda subito pronto all'uso. Poi devi anche per dare il tempo necessario a Zanoli di entrare in maniera corretta, perché se ti Assolutamente. ricordi cosa accade con Ebosse, rientrato in fretta e furia, buttato dentro in quella partita, In quel caldo di Cagliari. rotto di nuovo, È vero, è vero. e quindi non stai fuori 8 mesi, ma stai fuori 16 mesi dopo. Quindi l'infortunio al crociato è molto delicato, l'infortunio nel calcio forse peggiore che esista, quindi bisogna andare veramente con le pinze, perché le ricadute e gli eventuali problemi che poi sorgono, se proprio non direttamente nel crociato, ma tutti i muscoli della gamba, che ovviamente è sovraccaricata, ha perso forza. Quando si gioca a questi livelli, a queste velocità, non puoi permetterti di rientrare se non sei pronto al 100%. Il rischio di farti male, poi di mettere veramente a rischio la carriera è alto. Esatto, come alto, secondo aneddoto di questa operazione, è l'interesse di Runic, perché Runic era un po' un pallino di Runic, Voivoda, che l'aveva già seguito il suo primo anno in Italia, aveva provato a chiederlo la scorsa estate, ma poi dopo si è presentato il Como, quindi ovviamente Voivoda ha scelto di andare al Como e adesso finalmente ha uno dei suoi pallini, quindi magari sa già anche come utilizzarlo e quindi possiamo anche dopo provare a divertirci sulle possibili sistemazioni tattiche. Voivoda che ha già salutato il Como, perché abbiamo il video di Voivoda che saluta il Como, andrà a Villasur a fare le visite mediche e poi dopo firmerà il contratto, ricordiamo 2028 più l'opzione di prolungamento per un anno, e con l'Udinese, che condivido abbastanza in conclusione le parole che ha detto anche Keenan Davis, no, a margine della presentazione della prima maglia. Sì, è vero, Zaniolo non c'è, non viene, capiamo, saremmo ovviamente più forti con lui in squadra, però il gruppo c'è. Finora sulla carta sono rimasti tanti di giocatori che avevano già l'anno scorso, a parte Attà. Sì, è vero, con Zaniolo saremmo ancora più forti, però non è che non c'è la squadra senza Zaniolo. Sì, insomma, ha fatto anche 2 operazioni lì sulla tre quarti, l'Udinese, Ciacquettazzo, Unai Gomez. A me sinceramente il secondo ispira parecchio, va capito. Ovviamente gli va anche a lui dato tempo per inserirsi. Se fosse stato un fenomeno Certo. sarebbe andato al Barcellona, non all'Udinese, però credo che sia un giocatore comunque che abbia qualcosa da esprimere. Ciacquettazze di piedi sembra averne. Il ritmo della Championship tutto sommato non è così diverso da quello della Serie A di calcio. Quando rientrerà dall'infortunio al metatarso verrà provato in questo ruolo qua. Ricordiamoci anche Atta il primo anno fu un oggetto misteriosissimo. Arrivò l'ultimo giorno di mercato, non si capiva che tipo di giocatore fosse, l'abbiamo scoperto quasi a fine stagione. L'anno scorso si è intravisto ancora di più il suo talento cristallino, con alcuni spicchi altissimi, ma anche tante partite normali. Secondo me sul potenziale è una cessione dolorosa, molto dolorosa, perché vedere un Atta nel suo pieno potenziale poteva essere molto interessante. Però allo stesso tempo ti dico, noi un po' come accade per Bruno Fernandes, non abbiamo visto il vero Bruno Fernandes a Udine, non abbiamo visto il vero potenziale di Atta. Adesso c'è questa tappa intermedia che farà la Fiorentina, Bruno Fernandes la fece la Sampdoria, Sì. migliorò lì per poi andare a fare il vero giocatore, quello di livello mondiale, lo fece allo United. Io gli auguro a Atta di rifare lo stesso percorso, anche perché, lo dico, per me il passaggio a Fiorentina è un passaggio di lato, non L'avevi tanto già avanti. usata, l'avevi Sì, già l'avevo usata, attenzione però questa la immagine. dissi per Rodrigo De Paul, se tu vuoi diventare un giocatore di livello mondiale, non ci siamo disperati quando andò via Samardžić, non ci disperiamo neanche quando andava via Atta, fa parte del percorso dell'Udinese. Comunque la cifra della cessione di Atta era alta. Era per una quello delle che ha classiche espresso. offerte irrinunciabili, no? Che Gino Pozzo... Poi possiamo discutere sul livello della Fiorentina, che però sta facendo un mercato di primo, insomma, Di primo pelo. di prima fascia.
comparatici. Però io credo che un'offerta importante come la Fiorentina, un progetto tecnico proposto al giocatore, siano stati ritenuti abbastanza interessanti da portare alla cessione. Vediamo. Su Zaniolo ti dico sì, è un po' l'ago della bilancia. Zaniolo è un campione, già affermato anche rispetto a Atta, già un giocatore più completo anche per età. Sicuramente averlo o non averlo fa la differenza per l'Udinese, l'abbiamo visto anche l'anno scorso in campo. Dinamiche di mercato, Zaniolo lo abbiamo detto il primo giorno quando abbiamo detto può venire a Udine, se ti ricordi questi tempi tutti ci davano per pazzi quando dicevamo Zaniolo può venire a Udine, e dicevamo però le cifre sono importanti, sono fuori scala per quello che è il budget, La filosofia monte stipendi dell'Udinese. Il discorso è rimasto lo stesso perché Zaniolo vorrebbe 3 milioni, ovviamente Milan, Juve, le squadre che sono interessate a lui, lo stesso Bologna, possono avvicinarsi a questi 3 milioni, molto vicine. L'Udinese a 3 milioni non ci verrà mai, può arrivare a 1,8 con i bonus, ma tra 1,8 che poi in realtà sono 1,5 per questi bonus, Zaniolo dice no ma sono difficili da raggiungere perché mi dici il doppio dei gol, non prendere la munizione, tutte queste cose qua sono difficili, quindi si parla più di 1,5, 1,6, la distanza per arrivare a 3 è ampia. Certo, vediamo, appuntamento al 22. Io non mi sarei poi comportato così, come lui. Faremo un video a parte quando No. la questione è chiusa su chi ha sbagliato e quanti hanno sbagliato e come hanno sbagliato, perché ovviamente io aspetto sempre che finisca la questione prima di dare giudizi, perché ovviamente è tutto in divenire, ci possono smentire veramente tempo che chiudiamo di registrare il video, quindi il video giunge alla fine, appuntamento al 22 luglio, si va a Lienz, inizia il ritiro austriaco da capire con Voivoda, da capire se con Zaniolo o no, però ne parleremo direttamente dall'Austria. Un saluto.